In 185 comuni italiani sono state trovate delle sedi alternative alle scuole per allestire i seggi in vista delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Un'opportunità data dal Viminale ai sindaci per evitare un'ulteriore sospensione delle elezioni dopo appena una settimana dall'avvio dell'anno scolastico e dopo il lungo lockdown, possibilità accolta anche nella Marca da diversi primi cittadini da Miane a Sernaglia della Battaglia. Un'alternativa che però non convince del tutto il governatore del Veneto. Sarebbe auspicabile a questo punto di farli nelle scuole, come sempre fatto, visto e considerato che si perderà il giorno di scuola, si perderà il lunedì e il martedì per la pulizia, quindi si perdono 2-3 giorni a farla grande e la si chiude lì. A spostare i seggi vuol dire mettere in difficoltà molti cittadini, immagino solo gli anziani, che non troveranno più il seggio storico, dovranno andare in giro per il comune a cercare il seggio elettorale. Lo trovo assurdo. Intanto il presidente Zaia fa il punto sul fronte Covid in regione. L'emergenza non è finita, non bisogna abbassare la guardia, abbiamo oltre 8.000 persone in isolamento, 188 delle quali sono positive, sappiamo ormai che il 96% o quasi dei positivi non sono sintomatici e quindi la percentuale dei sintomatici è molto bassa, appunto questi sono 188 su oltre 8.000 persone e sappiamo che però il virus c'è. Da più parti negli ultimi giorni si è sollevata la preoccupazione sulle dosi di vaccino anti-influenzale che non sarebbero sufficienti a coprire la richiesta, ma Zaia rassicura i veneti. Il Veneto è la prima regione d'Italia che ha chiuso la gara ancora a inizio estate, abbiamo comprato 1,5 milioni di dosi, abbiamo investito oltre 8,5 milioni di euro e siamo assolutamente i primi in Italia ad aver fatto l'approvvigionamento dei vaccini. La vaccinazione in Veneto non è obbligatoria, è fortemente raccomandata, è l'anti-influenzale che si fa da anni.